Ciao ragazzi, a Soave è tempo di recioto, perché è adesso, durante i mesi freddi, che l'uva garganica messa a riposare in appassimento viene pigiata. Se ne ricaverà il mosto che poi diventerà recioto, quel recioto buono, ambrato che tutti siamo abituati a conoscere. Sono all'azienda Mainente, a Corte Mainente, e sono venuto qui perché i ragazzi che lavorano in questa azienda, i proprietari, hanno fatto una scelta ben precisa: rispettare la tradizione in tutto e per tutto, partendo soprattutto da qui, dai Graticci, una scelta che paradossalmente sembra andare controcorrente, anche se parliamo di tradizione. Diciamo che controcorrente, no, siamo legati un po' a quella che è la tradizione di come si appassisiva l'uva una volta, e quindi siamo convinti che le arele, così le chiamiamo noi, siano una buona soluzione, un bel metodo per appassire l'uva e per farla asciugare bene. Poi, per contro, la plastica è più comoda, ci viene da lavorare, però insomma, essendo che il recioto è un vino artigianale, a noi piace continuare a farlo come si faceva una volta, ecco. Ci sono dei vantaggi rispetto alle cassette con questo metodo di appassimento? Allora, guarda, quello che ti posso dire io, che dalla nostra esperienza, è che nel gratticcio l'uva, cioè l'aria, scusa, passa direttamente e non trova ostacoli. E quindi da quel punto di vista lì devo dire che c'è più un circolo d'aria migliore. Poi dipende dalle cassette, ma le cassette quelle tradizionali insomma fermano un po' di più l'aria. E poi un altro bel vantaggio che io ho notato è che noi controlliamo l'uva due volte: una volta la facciamo macernare in vigneto, la mettiamo nelle cassette, la portiamo qui e la controlliamo una seconda volta quando la appoggiamo sulle arele, e quindi anche questo aiuta a mettere già via l'uva più bella, perché già con due controlli sei sicuro che quello che metti in abbastimento è sano. Produrre recioto non è una cosa semplicissima, innanzitutto perché l'uva deve essere curata, come ha detto Davide, bisogna gestirla fin dal momento della raccolta fino all'appassimento. E poi c'è la resa, perché da un quintale di uva non si ottengono più di 20-30 litri di recioto, quindi c'è una perdita considerevole. Significa che l'acqua nel frattempo se n'è andata durante la messa a riposo, ed è rimasta soltanto la concentrazione zuccherina e polifenolica. Qui c'è una storia antica allora, perché questi non sono insegnamenti che si improvvisano. Allora, guarda, noi l'abbiamo imparato da nostro padre, che anche lui è enologo, anche lui ha studiato enologia, insomma è del 40, quindi insomma qualche anno ce l'ha. L'abbiamo visto fare da lui, abbiamo imparato da lui. Però prima il nostro nonno, anche lui faceva il recioto così. Il recioto è sempre stato il vino della tradizione, cioè quando c'era qualcuno che nasceva, c'era un evento, veniva a personalità del paese, insomma si apriva sempre una bottiglia di recioto. Quindi possiamo dire che qui ha molto a che fare con la tradizione, sì, con la storia di una famiglia. Noi abbiamo bottiglie di recioto, ne abbiamo una che mio papà mi ha messo via quando sono nato io, nel 1983, ne avevamo qualcuna. E mio papà mi raccontava che quando mio zio ha cantato messa la prima volta era state messe via delle bottiglie di recioto offerte per l'occasione. Insomma c'era sempre, il recioto era un po' come il ricordo di qualcosa che era successo. Voi riuscite a trasmetterle queste sensazioni, anzi questi sentimenti, perché di questo si tratta, no? Guarda, il recioto, cos'è oggi il recioto per noi? Ecco, mettiamola così, continua ad essere comunque una buona soluzione commerciale, nel senso che comunque non ne facciamo molto, se ne fa poco, però funziona. Funziona perché? Perché appunto chi viene, intanto loro veniamo molto le persone che vengono qui a trovarci. Perché? Perché se c'è modo di raccontarlo, certo, allora è un vino che viene arriva capito e si capisce. Apprezzato, certo. Tante volte magari anche all'estero così, alcuni paesi lo capiscono, altri dicono vino dolce, hanno in mente lo zucchero o qualcosa del genere, e quindi dicono vabbè, il vino dolce non mi piace. Lì bisogna riuscire a spiegarlo, ecco, a raccontarlo. Certo. Qui nel nostro punto vendita, raccontandolo, le persone lo capiscono e poi vedo che tornano. Quindi sì, ne facciamo una piccola produzione, che sono 2500 bottiglie più o meno ogni anno ne facciamo. Qui siamo molto lontani dalle logiche industriali. Qui contano ancora valori come la manualità, come l'occhio del contadino che cerca di trarre il meglio da quello che la terra gli sa dare. E c'entrano anche le armonie familiari, che sono incorporate nei ricordi e, perché no, anche negli aneddoti, soprattutto da parte di Ugo, il capofamiglia, che veramente ti fa rivivere la storia di un territorio oltre che della sua famiglia. Ed è giusto che sia così. Ugo, quanti anni hanno questi Graticci?
Questi qua già più o meno 70 anni, anche 80 forse. Quindi li usava già Esatto. suo padre? Così, ancora. E che valore hanno per lei? Il valore. Come tutti i lavori che si fa con un po' di passione, che tutti un valore più, come si può dire, più vero. Si sente la cosa più genuina, più tu la senti. E quando arriva sti mesi qua, no? Che lavora da fare a Recciotto, il viene qua dentro, cosa prova uno che le fa da una vita come lui? Un po' di entusiasmo di vedere le cose che proseguono abbastanza bene, si va abbastanza bene. E vedere i suoi figli che hanno preso la sua strada? Meglio ancora. Della zia Virginia che è zia di Ugo. È morta a 96 anni, Sì, nell'84. 83 quando è nato 83. E lì mi ricordo che la faceva la fugassa dentro il bicchiere del Recciotto Mamma, fine pasta. spettacolo. E ricordo che... Ma lo fate ancora voi, anche come famiglia? Sì, volentieri. È sempre un momento... abbiamo domenica proprio recente abbiamo fatto le lasagnette con la macchinetta, non con la mia, Fatte in casa? fatte in casa con le uova. Abbiamo fatto le lasagnette con i funghi, da pearà, lesso e cotechino. E alla E fine alla fine Adesso no? Lo fai anche domenica? dipende, Non sono mia, dipende dalle situazioni, dalle ricorrenze. Perché... Se la inventiamo? se si può candidarsi all'occasione, esatto. E quando si assaggia il primo mosto? Lì sono sempre soddisfazioni perché comunque il mosto poi è di una dolcezza incredibile perché è molto 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 dolce e niente, dà sempre soddisfazione. Allora anche lì si trovano le sorprese perché non sempre è un'annata, magari ci sono le annate che partono con un grado zuccherino un po' più basso, quello un po' più alto, però poi quando si pigia il Recciotto non sempre questo è direttamente proporzionale, nel senso che anche le condizioni di appassimento, la buccia dell'uva com'era, si trovano anche delle sorprese, annate dove non si pensava di arrivare a certi gradi zuccherini ci si arriva, altre magari si fa più fatica, dipende, il Recciotto poi fa quello che vuole. Davide, c'è un orgoglio nel portare avanti questa tradizione da parte vostra? Ma sicuramente sì, perché comunque, allora, se dovessi guardare semplicemente cosa è più comodo fare, è sicuramente più comodo fare il vino, il soave, quello fermo, tradizionale. Il Recciotto c'è più lavoro da fare, però io lo vedo un po' come il cuore della nostra cantina, nel senso che da qui parte, anche se numericamente, anche se economicamente non è quello che ci fa guadagnare di più, quello che ci fa vivere, però è il cuore da cui poi si irradiano quello che è il nostro modo di pensare il vino, perché qui c'è proprio la tradizione, l'artigianalità, che è quello che fa di noi un'azienda agricola come vogliamo essere, insomma, perché questo è un po' il nostro obiettivo. Eccolo qua, il mosto del Recciotto 2020, il futuro Recciotto. Guardate, è uno dei pochi casi in cui si può dire che il torpore è un bel vedere. Ma adesso il verdetto spetta a Ugo. Ugo, che siamo? Sì, ci siamo come profumi e Come tutto. come zuccherino, come tasso zuccherino è abbastanza buono. Perfetto. Abbastanza buono. Adesso, Davide, quando diventerà un Recciotto che potremo bere questo? Ma questo qui adesso è ancora giovincello, quindi gli diamo un paio di mesi per fermentare e poi un annetto in barrica e cemento e dopo sarà pronto. E dopo Magari aspettare anche 6 mesi di bottiglia, ma insomma. Comunque l'anno prossimo a quest'ora le prime bottiglie si potrebbero iniziare a vedere. Beh, insomma, dai, si fa desiderare un po', ma non aspettiamo, Ugo. Abbiamo pazienza. Pazienza. Che abbiamo i Perché capelli per bianchi, fare- quei capelli bianchi. Sono venuti con la pazienza di aspettare il tempo che passa. E anche questa comunque è saggezza. Io ringrazio davvero la famiglia Mainente per avermi ospitati e per avermi fatto assaporare un pezzo di tradizione, un pezzo di storia che raramente ormai si incontra. Grazie ragazzi. Cin cin. Salute. Oh ragazzi, è miele, è veramente miele. Andata, buono.